Al via la 77esima edizione del Mandorlo in Fiore, grande affluenza di pubblico, esordio del carro allegorico di Criminisi. Il quartiere di San Michele accoglie in veste i bambini del mondo. Incontro con Monsignor Paglia, il prossimo su fragilità e solitudine, organizzato dall'Associazione Nuova Corà. Pubblicati i dati sulla raccolta differenziata in provincia di Agrigento nel convegno di Lega Ambiente svoltosi a Ioppolo. Appello del responsabile Anna Marino per l'Associazione Volontari di Strada. I contributi sono scesi al minimo. Nuovo appuntamento per la Festa delle Donne, grazie a uno spettacolo offerto dall'Associazione Concordia e TVA all'Istituto Niccolò Gallo. Sconfitta in casa per l'Acagas e il Castrum Favara. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi di TVA Notizie. Grande successo per l'esordio della Sagra del Mandorlo in Fiore, giunta alla sua 77esima edizione, complice anche una bella giornata, il servizio. Al via la 77esima edizione del Mandorlo in Fiore, che ha visto la partecipazione di tanta gente, complice anche la bella giornata di sole, che ha affollato le vie della città, che hanno assistito alla sfilata dei gruppi folk, partita da piazza Municipio fino ad arrivare in piazza Cavour, dove si sono esibiti. A fare bella mostra di sé quest'anno è stata la novità del carro allegorico, un'opera disegnata da Sergio Criminisi e realizzata dai fratelli Leone di Sciacca. La manifestazione è continuata nella giornata di oggi, con le sfilate dei gruppi folk internazionali dei bambini del mondo per le vie della città, nelle scuole, l'esibizione di gruppi folk in piazza Cavour, in serata al Teatro Pirandello, spettacolo internazionale tango argentino, patrimonio UNESCO. Una giornata di sole ha accompagnato con luce e luminosità questa apertura di questo Mandorlo in Fiore. Sì, questo è un buon auspicio. Naturalmente inizia il Mandorlo in Fiore ufficialmente oggi, 77esima edizione, una festa che ricorda sempre le nostre tradizioni. Agrigento è quella che voi vedete, una città accogliente, una città che tiene tantissimo all'integrazione e alle relazioni tra le varie etnie del mondo. Oggi si sta avverando come ogni anno, ancora in maniera più forte e più intensa rispetto al passato, perché quest'anno naturalmente rappresentiamo la capitale italiana della cultura 2025, quindi dobbiamo saper far bene. Il preludio tutto sta andando per il meglio, e i ragazzi stanno lavorando tantissimo, lo staff incessantemente lavora giorno e notte, e culminerà tutto naturalmente con la domenica finale, oltre alla sfilata per le vie della città, poi col premio che verrà dato al miglior gruppo sotto il Tempio della Concordia. Sindaco, quest'anno c'è un carro, è una novità assoluta, ci illustri il perché e il significato? Ma il carro soltanto è servito per arricchire ulteriormente, visto che siamo nel 2025, questa meravigliosa manifestazione, ma domenica ci saranno anche tanti altri carri offerti anche da qualche comune della provincia di Agrigento. Ricordo che domenica prossima sfilerò io per le vie della città con tutti i sindaci della provincia, ma anche con qualche altro sindaco di altre province che a fianco a noi stanno lavorando per il 2025. Cantone, un clima che coinvolge e travolge, è una organizzazione non certamente semplice. Per noi non è difficilissimo, perché da anni che ci occupiamo di questo, l'abbiamo fatto tante volte. Quest'anno è ancora più bello perché siamo capitale della cultura, quindi la sfida è stata maggiore. 20 gruppi di adulti, 10 di bambini che allieteranno tutta la settimana il pubblico. Abbiamo pensato quest'anno di dedicarlo all'America Latina, quindi ci saranno diverse serate sia a teatro mercoledì sera sia venerdì sera a piazza Cavour sotto questo palco. Ci saranno serate proprio all'insegna della danza latinoamericana e di coinvolgimento della gente. Una sagra pensata in piazza. Una battuta sul carro, questa novità è il carro. Quest'anno, essendo capitale della cultura, capitale italiana della cultura, abbiamo chiamato il maestro Criminisi, Sergio Criminisi, che ha disegnato questo carro e rappresenta l'Agrigento di ieri, di oggi e di domani, l'Agrigento della cultura, l'Agrigento greca, l'Agrigento del paesaggio architettonico e paesaggistico. Insomma, credo che anche quest'anno abbiamo fatto
centro con questo carro molto apprezzato e fotografato dalla gente. Una manifestazione che è partita ogni anno, è sempre più ricca e anche complessa da organizzare. Sì, ogni anno è molto complessa, anche perché da diversi anni abbiamo elevato il numero dei gruppi, portandoli a 30 gruppi internazionali. Se pensate che oggi per la sfilata c'erano 50 gruppi, tra internazionali adulti, internazionali bambini, gruppi regionali, bande, più di 1200 persone che sfilavano, quindi coordinare una sfilata, organizzare un evento di tale dimensione è veramente difficoltoso, però grazie alle forze dell'ordine, grazie alla prefettura, alla sicurezza, oggi come primo appuntamento è andato benissimo. Domenica sarà un appuntamento ancora più grande perché verranno da tutte le parti. Speriamo di avere una bellissima giornata di sole e che dire, Agrigento è festa, viva il Mandorlo in Fiore. Giovanni Di Mai, da 22 edizioni di questi bambini del mondo, un momento che è sempre in crescita e apprezzato. Sì, il Festival I Bambini del Mondo è diventato uno dei più importanti festival al mondo per quantità di gruppi che vengono da Agrigento e poi perché tutto si svolge nella splendida cornice della Valle dei Templi. È una manifestazione che è cresciuta negli anni, che fa da apripista a questo grande evento che è il 70° Mandorlo in Fiore, e quale migliore occasione di cominciare proprio con la gioia che trasmettono, di cui sono capaci di trasmettere i bambini. Grande accoglienza ieri in via San Girolamo dei gruppi folk dei Bambini del Mondo da parte degli abitanti del quartiere di San Michele, che al loro passaggio hanno offerto dolci tipici e una targa ricordo. Noi eravamo sul posto. Grande accoglienza ieri in via San Girolamo dei gruppi folk dei Bambini del Mondo da parte degli abitanti del quartiere, che al loro passaggio hanno offerto i nostri dolci tipici locali preparati dagli stessi abitanti di San Michele. Una vera festa culminata anche con lo sparo di coriandoli. Nel corso del loro passaggio il consigliere comunale Burgio, in collaborazione con Mario Gallo, hanno loro consegnato anche delle targhe ricordo della giornata. Per l'occasione anche i balconi sono stati addobbati a festa. La manifestazione è stata presentata dalla nostra Margherita Trupiano, che ha letto delle notizie interessanti sui vari gruppi che si andavano esibendo. Sì, è da 25 anni che accogliamo i bambini del mondo, ne siamo orgogliosi, tutto il quartiere partecipa con coriandoli, con i dolci e con la loro accoglienza, perché noi ci teniamo al nostro quartiere, ci teniamo alla festa del Mandorlo in Fiore, ci teniamo alle radici della nostra città, perché anticamente il Mandorlo in Fiore si faceva qua sopra e non al Viale o in altre parti del mondo. Quindi abbiamo cercato di riportare il folklore nel centro storico. Avete recuperato anche la chiesa di San Girolamo, darete anche delle targhe? Sì, abbiamo recuperato la chiesa di San Girolamo e l'abbiamo aperta per l'occasione. Ad ogni gruppo verrà data una targa al ricordo e inoltre tanti dolcetti e tanti pensierini per questi bambini di tutto il mondo, che noi ci teniamo ad accoglierli tutti gli anni. Grazie a Margherita Trupiano che presenterà i gruppi e darà in premio queste targhe in ricordo che andranno per tutto il mondo, e di questo siamo felici. Continua l'impegno del far rivivere il centro storico da parte di tutti, il gruppo con lei in testa. Sì, e partecipa tutto il quartiere, con in testa il parroco Don Sergio Bonvissuto e tutti i parrocchiali, ma anche quest'anno abbiamo il consigliere Burgio che ci sta aiutando nella organizzazione e nel fare che tutto ciò possa avvenire nel migliore dei modi. Consigliere, una battuta? Sì, io ringrazio, è doveroso da parte mia ringraziare gli organizzatori in quanto mi hanno dato la possibilità di far transitare i gruppi folcloristici, i Bambini del Mondo da via San Girolamo, quindi è una gioia immensa per tutta la comunità e per il centro storico. È un bel evento che la comunità di San Michele della Badiola accoglie per rilanciare il quartiere, questo nuovo oratorio che sta per nascere qui all'interno del centro storico, per radunare e per rinvigorire, dare rilancio, sprone
a questo quartiere. Ma lei fa di tutto, ma lei fa tantissimo. Non solo io, ma siamo tanti che collaboriamo. Il bello è questo, che è la comunità che si dà da fare, non soltanto la parrocchia. Luca, oggi al via il Festival dei Bambini, siamo qui in via San Girolamo dove il comitato di quartiere sta facendo una bellissima accoglienza con delle targhe che vi donerà. Assolutamente sì, siamo felici di essere tornati qui nel centro storico dopo tanti anni, ringraziamo il comitato di quartiere che veramente ci accoglie con questi dolci, questi coriandoli e fa felice i nostri bambini. Speriamo sicuramente i nostri bambini provenienti da tutto il mondo riusciranno anche loro a dare un sorriso e un tocco ancora più festosa a questa splendida festa. Una festa diciamo che va avanti negli anni, con le novità di quest'anno che proporrete? Ci saranno naturalmente come ogni anno le sfilate, naturalmente gli spettacoli al Palacongressi per le scolaresche, la serata del martedì, poi naturalmente il premio Claudio Crescenzo, la passeggiata della pace che è un attimo veramente di grande spessore culturale e anche sociale che verrà fatto nella splendida Valle dei Templi, e poi la domenica conclusiva. Anche la Croce Rossa è impegnata in questo evento? Sì, assolutamente, siamo al corteo con i gruppi per assistenza sanitaria. Agrigento ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Sicilia, regione europea della gastronomia 2025, che si è svolta lo scorso 7 marzo a Milano presso Identità Golose. A rappresentare il sindaco è stato Francesco Miccichè, l'assessore al turismo, alla cultura e agli eventi Costantino Ciulla, che ha portato il saluto della nostra città in occasione di questo importante riconoscimento per l'enogastronomia siciliana. Alla conferenza stampa erano presenti l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo e l'assessore regionale al turismo Elvira Amata. Ringraziamo l'assessorato regionale all'agricoltura per aver selezionato Agrigento tra le città protagoniste di questo prestigioso percorso, ha dichiarato l'assessore Ciulla, un'iniziativa di grande valore che contribuirà a mettere ancora più in risalto il nostro territorio, la sua storia, le sue eccellenze agroalimentari, rafforzando il ruolo della Sicilia come meta di eccellenza per il turismo enogastronomico. E mercoledì prossimo Monsignor Vincenzo Paglia sarà ad Agrigento per iniziativa della Nuova Agorà. Parlerà di fragilità e solitudine, ce ne parla la collega Margherita Trupiano. Mercoledì 12 marzo, con inizio alle ore 17, nei locali del Modia si terrà un incontro pensiero sul tema fragilità e solitudine. L'iniziativa è dell'associazione Agorà, già Agorà delle donne, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti e promozione della socialità, che rinnova il proprio impegno riconoscendo ed affrontando una delle problematiche più profonde e silenziose della nostra epoca, la solitudine. Un nome rinnovato e trasformato che cambia l'associazione in una nuova Agorà, comprendendo perfettamente le sfide di una società in continuo divenire dove i bisogni e le esigenze delle persone mutano rapidamente. In questo contesto, una nuova Agorà ha sentito il dovere di rispondere con un'azione concreta e consapevole, affidandosi ad una figura di straordinaria sensibilità e rilevanza, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. La sua guida carismatica e la sua visione empatica rappresentano un faro per illuminare una realtà spesso invisibile ma sempre più diffusa. La solitudine è una condizione che attraversa tutte le fasce della popolazione, dalle donne agli anziani, dai giovani agli emarginati. È una presenza silenziosa che si insinua nelle vite di molti senza essere riconosciuta, senza trovare voce. Una nuova Agorà guidata dalla sua
presidente, onorevole Maria Grazia Brandara, intende accendere i riflettori su questo tema, promuovendo iniziative, momenti di confronto e azioni concrete per contrastare l'isolamento sociale e costruire una comunità più inclusiva e solidale. Con questo rinnovato impegno l'associazione prosegue il suo percorso di ascolto, supporto e azione, rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento per chi cerca uno spazio di condivisione e vicinanza, perché nessuno debba sentirsi solo. Vediamo ora un bilancio dell'Ecofonus organizzato da Lega Ambiente a Ioppolo Giancaxio sui dati relativi alla raccolta differenziata in provincia di Agrigento. La raccolta differenziata ad Agrigento e provincia fa registrare dati positivi per quanto riguarda le quantità con percentuali che in buona parte dei comuni superano la soglia del 65%, ma lascia purtroppo a desiderare sul piano della qualità, il che comporta una perdita totale o comunque molto consistente dei contributi elargiti dai consorzi di filiera che ricevono le varie frazioni per avviarle al riciclo. Questo in primis quanto emerso nel bilancio dell'iniziativa denominata Ecofocus, che si è svolta a Ioppolo Giancaxio, organizzata da Lega Ambiente. La responsabilità di questo vulnus va suddivisa tra i cittadini utenti e gli operatori delle ditte incaricate del servizio, scarsamente formati, che non si preoccupano minimamente di controllare se il rifiuto è conferito secondo le regole e le amministrazioni che non investono quanto si dovrebbe in periodiche attività di comunicazione rivolte alla cittadinanza. Mettendo accanto al mancato ritorno economico nelle casse dei comuni che tutto questo produce, il tanto che c'è ancora da fare in provincia di Agrigento, come d'altronde in tutta la Sicilia, per pervenire alla realizzazione degli impianti che servono a chiudere il ciclo integrato dei rifiuti, a partire da quelli fondamentali per il trattamento dell'umido, si comprende per quali motivi, a fatto reconditi, i cittadini continuano a non vedere il premio del loro impegno quotidiano in termini di riduzione della tariffa. Questo in estrema sintesi è emerso dall'Ecofonus nell'ambito di Sicilia Munnizia Free, progetto nazionale di Lega Ambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l'economia circolare. Apprezzatissimo infine il contributo portato dall'iniziativa del comandante del nucleo anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, Vincenzo Castronovo, che nel corso del suo intervento si è ovviamente soffermato sulle incessanti attività di controllo e repressione operata sul territorio agrigentino per contrastare l'odiosa pratica dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, come pure le attività di smaltimento illecito di scarti di lavorazione di vario tipo, una fra tutte le acque di vegetazione immesse nei corsi d'acqua durante la stagione di raccolta delle olive. Da lui è venuta l'esortazione più forte a continuare a lavorare ognuno nel proprio campo per promuovere sempre di più la cultura della legalità e della sostenibilità. Vediamo ora in questo video un appello fatto da Anna Marino, responsabile dell'Associazione Volontari di Strada, per la propria associazione, dove afferma purtroppo che i contributi sono diminuiti al minimo. Buongiorno amici, noi siamo i volontari di strada, siamo quell'associazione che, partendo con l'aiutare solo poche famiglie, siamo giunti a un record di richieste d'aiuti, tant'è che assistiamo attualmente circa 400 famiglie, che si traduce in 1200 persone, tutti che si trovano in uno stato di disagio, di difficoltà. Io intanto voglio ringraziare, perché se in tutti questi anni abbiamo voluto fare abbiamo potuto dare un aiuto concreto a tutte le persone, solo grazie a voi, perché non abbiamo contributi, abbiamo bussato alla porta del vostro cuore e ci avete risposto. Adesso è un momento particolare, io capisco che la crisi è per tutti, però noi siamo sempre dell'idea che basta poco a volte, perché tante poche cose messe assieme poi fanno tantissimo, e la nostra esperienza ce ne ha dato dimostrazione.
Amici, abbiamo bisogno del vostro aiuto e qui le donazioni sono ai minimi storici, le richieste d'aiuto sono tantissime, molte persone si trovano in grave stato di disagio, persone che vivono veramente un quotidiano di stenti e di miserie e che purtroppo noi siamo molto in difficoltà e non possiamo fronteggiare. Noi ci rivolgiamo a tutti, agli imprenditori in particolare che realmente potrebbero dare una mano concreta, ma mi rivolgo a tutti voi che ci avete sempre sostenuti. Abbiamo bisogno di alimenti, soprattutto per i bambini, quindi pannolini omogeneizzati, ma anche biscotti, anche qualcosa per condire la pasta, scatolami, carne e poi, perché no, anche qualche obolo per poter sopperire, poter scongiurare un qualche sfratto, il distacco di qualche utenza, perché la situazione è veramente incredibile. Pertanto, cari amici, io vi invito a donare. Non voltatevi dall'altra parte, cercate di essere sensibili a questa problematica che va a ledere la dignità delle persone, vi prego. Ci trovate al Viale della Vittoria tutti sabato mattina, potete telefonare al 329 41 55 467 oppure potete fare un piccolo bonifico. L'IBAN lo potete trovare nel nostro sito www.volontaridistrada.org oppure nella nostra pagina Facebook. Grazie di cuore a chi vorrà risponderci e grazie di cuore veramente a chi si immedesima in certe situazioni brutte che ledono la dignità delle persone. Grazie di cuore. 8 marzo stamani all'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento, grazie a uno spettacolo offerto dall'Associazione Concordia in collaborazione con la nostra emittente. La giornata internazionale della donna oggi all'Istituto Niccolò Gallo con uno spettacolo dell'Associazione Concordia, una scelta precisa, quella di parlare anche un linguaggio che possa essere accattivante per i giovani. Sì, celebrare la giornata per i diritti della donna è non solo un appuntamento annuale, ma è anche una delle manifestazioni e dei momenti di riflessione più importanti nell'arco dell'anno, perché ancora purtroppo lo sappiamo benissimo in molti paesi o in molte realtà la donna non è considerata la stessa stregua dell'uomo, non ha gli stessi diritti e noi invece vogliamo educare le giovani generazioni al rispetto reciproco di genere. È assolutamente necessario e non è mai troppo parlarne e oggi noi ne vogliamo parlare in un modo diverso, mediante uno spettacolo che l'Associazione Concordia generosamente mette a disposizione della nostra scuola, perché vogliamo anche considerarlo un momento gioioso, un momento da condividere insieme, perché anche in attività apparentemente leggere o comunque divertenti c'è sempre uno spunto di riflessione importantissimo ed è quello che i ragazzi coglieranno ed è quello che come scuola vogliamo che si colgano, perché educare al rispetto dell'altro è fondamentale, è un principio che sta alla base della Costituzione ma sta alla base della convivenza civile e noi educhiamo questi nostri ragazzi a considerare nessuna differenza dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sociale tra uomini e donne. Siamo diversi perché lo siamo anatomicamente, lo siamo fisiologicamente, ma come si può ben dire ci completiamo a vicenda, ma sia l'uomo che la donna rappresentano delle importanti risorse che si integrano con le loro diverse caratteristiche, con i loro diversi modi di fare per assicurare un mondo migliore, una società migliore, una scuola migliore dove nessuno deve prevalere sull'altro. Angelo 5, la compagnia Concordia torna a parlare di temi importanti, lo fa oggi nell'ambito della giornata internazionale della donna, lo fa all'Istituto Niccolò Gallo come? Noi abbiamo voluto portare in scena un format particolare in cui diamo voce
ad artisti, poeti, cantanti, alle opere che loro hanno fatto dedicate alla donna. Infatti è Women's Day dedicato a te donna, e le nostre donne, i nostri attori porteranno in scena qualche cosa di molto particolare, in cui si uniranno note musicali inframmezzate da monologhi, poesie di grandi uomini della cultura anche internazionale, proprio per dare questo messaggio sul valore della donna sia nel passato ma principalmente attuale, per le conquiste che ha fatto, per le discriminazioni che ha subito e che purtroppo ancora continuano a rimanere. Però noi cerchiamo di dare voce specialmente ad un pubblico giovanile su quello che è il rispetto e la considerazione della donna per quel reale. Si dice sempre, c'è delle frasi della Montalcini, che le donne costituiscono la spina dorsale della società, perché al contrario degli uomini le donne hanno diversi compiti, e nel momento in cui si educa un uomo, un bambino si educa un uomo, nel momento in cui si educa una bambina si crea valore per la donna, per la famiglia e per la società. Le porte di Palazzo Ducale a Palma di Montechiaro si aprono per l'artista agrigentino Nazareno Fichera. Le interviste. Sindaco, ancora una volta il Palazzo Ducale Palma di Montechiaro sposa la cultura con questa mostra che si protrarrà per un mese. Sì, siamo davvero felici oggi di aver dato il via a questa mostra. Le opere d'arte sono opere d'arte meravigliose del maestro Nazareno Fichera, che ringraziamo per aver scelto la nostra città e questo meraviglioso palazzo, e siamo lietisissimi di ospitarlo. Ed è ancora oggi più magico, più meraviglioso, perché il maestro Savatteri con la sua magnifica compagnia ci sta facendo fare un viaggio all'interno di questo palazzo, ma stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, in epoche antiche, alla scoperta delle nostre radici, in un contesto artistico e architettonico meraviglioso, con delle opere d'arte che davvero lasciano senza fiato. Palma di Montechiaro continua nel suo percorso di crescita e di rinascimento, che non è solo infrastrutture, ma è anche cultura vissuta. Ecco, siamo nel mese di marzo, abbiamo visto anche per questa inaugurazione moltissimi turisti che sono arrivati da fuori proprio per assistere alla mostra, ma anche allo spettacolo che ha preceduto l'inaugurazione. Un buon segno in vista anche della bella stagione. Assolutamente sì, la presenza è sempre costante e sempre in crescita. Il richiamo del Gattopardo continua ad avere il suo fascino, anche in concomitanza con le nuove produzioni televisive e cinematografiche. Palma è la donna fugata del romanzo, e adesso non solo noi ne siamo convinti, ma anche il mondo continua a scoprirla e come noi si innamora di Palma di Montechiaro. Sarà un anno ricco di cultura, perché avremo questa mostra, poi avremo la Biennale, poi avremo un'altra mostra pittorica, poi avremo il Gattopardo d'Oro, il primo Donna Fugata e tantissime altre attività culturali. Daremo il nostro contributo nell'anno di Agrigento, capitale della cultura. Allora, la mostra è un inno alla sicilianità, è un viaggio immerso nelle radici, nella cultura nostra siciliana, artistica e culturale. Si districa in 3 blocchi: il blocco dei Mori, dei Miti e dei Paladini. L'inaugurazione è curata dalla Savatteri Produzioni, che trascinerà il pubblico con canti e balli e spiegherà il concetto che voglio esprimere. Le opere che propongo io sono leggermente diverse dalle ceramiche tradizionali, che sono lucide. La mia firma, diciamo, che è una ceramica opaca che dà il contrasto con il vinile lucido, quindi una rivisitazione moderna dell'arte, della nostra arte classica. Tendenzialmente tendo a non fare l'occhio, perché per me l'opera viene appesantita dallo sguardo, però se uno si muove con il riflesso della luce, l'opera ti guarda e dà uno sguardo, secondo me, a mio avviso, più suggestivo. È una mostra che è ospitata a Palazzo Ducale, un palazzo storico di Palma di Montechiaro.
la gente potrà venire a visitarla fino a quando? Sì, allora durerà un mese. Oggi, vabbè, in inaugurazione le persone si perdono l'inaugurazione e quindi la suggestione dello spettacolo, però durerà un mese. Io spero che la suggestione si mantenga anche senza lo spettacolo di Marco. E tendenzialmente io tendo comunque a far sì che lo spettatore che viene a vedere le opere si porta a casa il lavoro e viene attratto dai colori e poi magari va a studiare e capire il perché l'artista ha voluto raffigurare quel dato soggetto. Linea alla regia per la pubblicità. Quando l'osteoporosi è causa di fratture vertebrali, è stato questo il tema di un incontro degli specialisti che si è svolto nella sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento. Le interviste. Oggi abbiamo voluto organizzare questo incontro in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Caltanissetta. Infatti è presente il direttore della unità operativa complessa della neurochirurgia dell'ospedale di Caltanissetta assieme ai nostri dirigenti della unità complessa di radiologia e di ortopedia, il dottore Mandracchi e il dottore Turumello, e quindi con il presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta, il dottore Di Ippolito, col quale abbiamo una collaborazione continua e costante e una sincera amicizia ci lega tra noi, tra tutti i presidenti dell'Ordine della Sicilia, ma in particolare noi che facciamo parte di questa macro area di Agrigento, Caltanissetta e Enna. Abbiamo voluto fare questo incontro sulle fratture vertebrali, volendo dare un taglio particolare facendo relazionare, cominciando dal medico di igiene generale che fa la prima probabile diagnosi per la conferma della diagnosi da parte del radiologo e la terapia susseguente da parte dell'ortopedico, del neurochirurgo, e la riabilitazione e anche prevenzione da parte del fisiatra per quanto riguarda la osteoporosi, che è una delle cause maggiori che porta a queste fratture vertebrali. Osteoporosi il cui numero aumenta sempre di più con l'aumento dell'età media della popolazione. Quindi ecco, oggi faranno questi interventi tutte queste professionalità in un clima di collaborazione, c'è la multidisciplinarità dell'approccio a questa patologia. Oggi è una giornata importante dal punto di vista scientifico, l'ordine è sempre vicino all'aggiornamento dei professionisti, parleremo delle fratture vertebrali su pazienti osteoporotiche, un tema molto importante. Si stima che circa il 20-25% delle donne dopo i 50 anni vanno incontro a frattura vertebrale e solo meno di un terzo di questi giunge ad eseguire un esame diagnostico proprio nel sospetto di questa patologia. Difatti spesso decorre in maniera silente nella nostra pratica clinica quotidiana diagnostica, spesso ci troviamo di fronte a fratture vertebrali misconosciute, quindi magari un esame fatto per altri motivi dove si riscontra appunto una frattura vertebrale. E oggi sicuramente questa giornata mette a confronto tutte le professionalità, tutti gli attori principali dalla diagnosi al trattamento di questa patologia. Argomento interessante, vede coinvolte diverse figure professionali, ci sono io ortopedico, ci sono i neurochirurghi, ci sono i radiologi, ci sono i medici di medicina generale che poi rappresentano coloro i quali vedono per primi il paziente, che seguono successivamente il paziente nel suo percorso riabilitativo. Oggi si parla di osteoporosi che interessa la colonna vertebrale. Le fratture delle vertebre rappresentano
il campanellino d'allarme spesso di una condizione di fragilità ossea che poi determina le fratture da fragilità che interessano l'anca, la spalla e che spesso interessano i soggetti anziani, che sono i soggetti più fragili, quelli che hanno molte patologie concomitanti e che quindi una condizione, diciamo, fratturativa può pregiudicare quella che è l'autonomia del paziente fragile, portandolo all'allettamento o anche ad una condizione diciamo di inabilità che pregiudica la vita di relazione di quel paziente. Quindi penso che l'argomento sia interessantissimo, sia sempre attuale da approfondire. Il femminicidio viene questa volta inserito nell'ordinamento penale come fattispecie autonoma. Questo anche da un punto di vista dogmatico, oltre che da un punto di vista ovviamente etico e sociale, costituisce una grande svolta, perché fino ad oggi si discuteva sul fatto di poter configurare questa particolare e odiosa forma di reato come una circostanza aggravante del reato di omicidio. L'avere invece costituito una fattispecie autonoma, da un lato ci esime da tutta una serie di problematiche tecniche che riguardano i bilanciamenti tra circostanze attenuanti, circostanze aggravanti, ad effetto speciale, eccetera, eccetera. Ma soprattutto costituisce anche una forma, secondo noi, di manifestazione potente, ecco, di una attenzione a questa problematica che è emersa in questi ultimi anni in maniera così dolorosa. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque l'espressione della sua personalità è punito con l'ergastolo. Lo si legge nel disegno di legge che punta a introdurre il reato di femminicidio. La misura è stata decisa dal governo guidato da Giorgia Meloni alla vigilia dell'8 marzo, festa della donna. Il risultato è stato considerato epocale. Il femminicidio viene infatti inserito adesso nell'ordinamento penale come fattispecie autonoma e questo da un lato esime da una serie di problematiche tecniche, ma costituisce anche una forma di manifestazione potente di attenzione. La ministra alla famiglia e alle pari opportunità Eugenia Roccella ha detto durante una conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che si tratta davvero di una novità dirompente non solo giuridica, ma anche e soprattutto sul piano culturale. La ministra delle riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati ha detto che la decisione si è resa necessaria per fermare una vera e propria mattanza. La pena è aumentata da 1/3 alla metà. Se nel caso di maltrattamenti familiari o conviventi il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto proprio donna, negli stessi casi la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 per quanto riguarda le minacce ma anche il revenge porn. Attualmente reati di maltrattamenti in famiglia sono puniti con la reclusione da 3 a 7 anni, pena che aumenta nel caso siano coinvolti anche minori, donne in stato di gravidanza o disabili. Le pene vengono aumentate considerando la nuova aggravante per altri casi di reato come lesioni personali, lesioni gravi o gravissime, pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, omicidio preterintenzionale e atti persecutori. Un'altra novità prevista nella bozza del disegno di legge riguarda i casi di codice rosso nei quali l'audizione della persona offesa non è più delegabile alla polizia giudiziaria ma sarà obbligatoria per il pubblico ministero.
Il governo compie così un altro passo in avanti, dice Giorgia Meloni, nell'azione di sistema che sta portando avanti fin dal suo insediamento per contrastare la violenza nei confronti delle donne e per tutelare le vittime. È un intervento molto importante, voi sapete c'è una pratica crescente, quella di istituire proprio all'interno dei presidi di polizia anche dei luoghi dedicati all'ascolto delle vittime, le cosiddette stanze rosa. Ad oggi se ne contano 339 su tutto il territorio nazionale, 131 presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza e 208 nelle caserme dell'Arma dei Carabinieri. È un impegno crescente, quindi altre ne saranno progressivamente istituite e tutto questo andrà di pari passo con un crescente impegno anche in termini di formazione e di sensibilizzazione del personale operante, perché le leggi sono importanti, le previsioni delle fattispecie giuridiche sono importanti, ma poi ci deve essere anche una professionalità specifica in casi come questi, insomma anche di particolare sensibilità e capacità di riconoscere in qualche modo il dramma che talvolta anche umano si cela dietro la commissione di certi reati. Passiamo ora allo sport. Continuano le sconfitte dell'Akragas, ancora una volta battuta nella partita che si è svolta in casa con il Ragusa. Ce ne parla collega Carmelo Lentini. Il bunker dell'Akragas resiste appena un tempo agli attacchi della regina, poi 2 fatali episodi consegnano 3 punti importanti alla compagine Amaranto, che così rimane sulla scia del capolista Siracusa. Una gara nervosa giocata con poca lucidità dai padroni di casa, che avevano impostato la sfida sugli esterni con tanti traversoni dell'ex Grillo mal finalizzati dai compagni di squadra. Eppure l'Akragas, oltre a difendersi, riusciva ad andare pericolosamente in contropiede con Di Stefano, che al 17° sul lungo rilancio entrava in area avversaria concludendo con un forte fendente sopra la traversa. A parte questo episodio, la gara rimaneva sempre bloccata e di azioni pericolose se ne vedevano pochine. Chiaramente parte del merito andava ai ragazzi akragantini, apparsi molto concentrati e reattivi nei contrasti. Da sottolineare infine l'ultima azione del primo tempo portata avanti dal biancazzurro Sofrà, che in contropiede impegnava il portiere di casa e l'Onigro in 2 tempi. I tifosi di casa non gradiscono l'esibizione sinora fornita dai propri beniamini e li fischiano a fine del tempo. Al rientro in campo la regina sblocca il risultato a conclusione di un'azione veloce. Corre il 47°, Barraco ben appostato in area avversaria, trova lo specchio aperto della porta avversaria ed infila Gerlero. Sulle ali dell'entusiasmo la compagine calabra cerca insistentemente il gol della tranquillità, ma va a cozzare contro l'ordinata retroguardia biancazzurra. A 10 minuti dalla conclusione del match il raddoppio che chiude le ostilità. Urso, appena entrato al posto di De Felice, dal limite con un destro velenoso, beffa il portiere Gerlero. Finisce con un grosso sospiro di sollievo da parte Amaranto, che certamente non si attendeva un Akragas così reattivo, molto composto in difesa e disposto a ben figurare. Anche il Castrum Favara esce sconfitta nella partita giocata in casa con il Pompei per 1-0. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Seconda sconfitta consecutiva in casa per la Castrum Favara, che non riesce più a far punti allo stadio Brucoleri. Ieri di turno il Pompei in una partita non certo bella, giocata prevalentemente a centrocampo. Con il gol è arrivato nel secondo tempo e che penalizza sicuramente oltre misura la Castrum Favara. Entrambe le squadre hanno cercato di conquistare metro su metro a centrocampo. Favara penalizzata dall'assenza di diversi importanti giocatori cercava di condurre il gioco come è giusto che sia per una squadra casalinga. Un'occasione poi è stata determinante per la sconfitta, 1-0 dicevamo. Non cambia niente in classifica, rimane buona la posizione dei favaresi in zona tranquilla a distanza di 6 punti dai play-out. Ma sentiamo le impressioni dei mister Infantino e del direttore Longo in sala stampa. Dispiace perché abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, anche nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni,
Però il calcio è anche questo, un tiro, un gol, dobbiamo essere onesti e mantenere l'equilibrio, essere sereni. Di altro non ne voglio parlare, io devo ringraziare questi ragazzi perché nelle difficoltà qualcuno magari non è al 100%, danno sempre il massimo, dobbiamo portare questa barca in porto, poi ognuno farà le proprie valutazioni. Sicuramente nessuno mette in dubbio la volontà di giocare da parte dei giocatori, però se dovessimo fare un paragone io potrei dire che era una lampada non proprio al massimo della sua luminosità. No, se cercate spettacolo agli ultimi mesi mi state sbagliando. Forse da tanto tempo che questa categoria non c'è in città, però credo che noi dobbiamo cercare di fare i punti salvezza, questa squadra se lo merita e faremo di tutto per portare in porto questa barca, lo faremo, siamo convinti, non ci dobbiamo fasciare la testa. Io credo che come abbiamo vinto domenica abbiamo perso oggi. Sì, ma ti sei chiesto perché abbiamo perso? Ma io dico che questi ragazzi un po' di ansia in casa ce l'hanno. E la paura di giocare in casa. Credevo che Bruscoleri poteva dare una spinta in più, però vuol dire che la squadra ne soffre, però non ci sono questi problemi. Credo che dobbiamo anche calarci in questa realtà. Abbiamo mantenuto le distanze del ultimo posto, dobbiamo stare sereni, le parole li dobbiamo pesare. Sono un esperto, ho i capelli bianchi, vorrei dire tante cose ma non li dico. Nemmeno noi le ripetiamo. Non li dico, me li tengo per me. Io ho un compito, quello che mi ha dato la società, di fare questo campionato per portare esperienza, per mantenere questa categoria, e questo lo farò con tutte le mie forze. Ho detto ai ragazzi questa settimana farei qualsiasi cosa per mantenere e lasciare la Serie D a Favara, farei di tutto e questo farò. Purtroppo il calcio, la storia è lunga, perché non si aspetta mai un risultato diverso da quello che pensiamo magari il giorno prima, e diamo sempre per scontato che tutto è facile, ma come lo sta dimostrando questo campionato non c'è nulla di scontato. È una settimana che dico a tutta la città che leggo, al mio malgrado, una volta ogni tanto. La pagina c'è stata troppa euforia, ho detto di rimanere con i piedi per terra, di non fare programmi. Questa squadra è una squadra che deve lottare per salvarsi, è una squadra giovane, a volte sa soffrire, a volte chiaramente può perdere la concentrazione. Siccome sono dei ragazzi spettacolari, non cambierei una virgola di quello che ho fatto, per quello che è stato un intento con la società. Quindi io sono fiducioso che non vedo l'ora di poter dire che ce l'abbiamo fatta. Nel campionato di Serie D giovanili continua la lotta a distanza tra Siracusa e Regina, con la prima che ha espugnato il Gaeta di Enna e la seconda che ha superato con qualche difficoltà l'Acragas. Sorprendente vittoria esterna della Nisa, che espugna il campo della Scafatese e si candida per un posto nei playoff. Il Licata è piegata da Cireale per 3-1 dopo che era passato per primo in vantaggio. La squadra licatese ha concluso la partita in inferiorità numerica. Inopinata sconfitta interna del Castrume Favara, che cede con il Pompei per 1-0. Adesso il campionato si ferma per un turno e riprenderà il prossimo 23 marzo con un sempre più malinconico Acragas Licata. Per quanto riguarda invece la giornata di eccellenza, Atletichi Palermo e Città di Gela stanno facendo un campionato a sé.
Entrambe, infatti, a distanza continuano a vincere, anche se le chance finali di promozione in D vede sempre più concrete le possibilità per la compagine palermitana. Il terzo incomodo, si fa per dire, è l'Unitas Sciacca, che ha 10 punti di distacco dall'attuale vice capolista e quindi matematicamente si ritrova fuori dai playoff. In promozione il Camarat supera il Jar ed ora conduce la classifica con appena un punto. Nell'anticipo del sabato, infatti, la compagine della montagna ha superato in trasferta per 2-0 il Serra di Falco. Torna a vincere anche l'Aragona con il nuovo tecnico Mauro Micichè in panchina e si candida per un posto nei playoff. Stravince il Casteltermini, che infligge una cinquina al malcapitato San Pietro, che da questa sera è retrocesso matematicamente. Vince di misura invece il Gemini con il Villarosa San Sebastiano. E concludiamo con il campionato di prima categoria. Grazie alle reti di Agnello e Valenti, l'Empedoclina supera con il più classico dei risultati lo scontro diretto con il Sant'Anna Enna, uno scontro duro, combattuto, ma che i ragazzi di Mariano Cordaro hanno saputo affrontare con determinazione e massima concentrazione. Anche se ad un solo punto la compagine Granata è fuori dai play-out, ma occorre continuare su questa scia per ottenere la salvezza diretta. Per quanto riguarda il salto di categoria, la sommatinese è pronta a tagliare il traguardo e ha inseguito a debita distanza dalla Barrese. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono vedere sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.